Enrico, ma tu sei sicuro della grazia? Gesù Cristo Pasquale me la garantisca. Ma io non lo vedo, non ci credo. Meno male. Io dovevo già carcerato. È quello che state ci mancasse. Ma io lo trovo male. Collazione, sì. Collazione. Ma io me lo dovevo immaginare, sì, perché io, l'amica intima di Giulietta, io non aveva scelto te. Non dovevo venire con te su quella casa che si stasse alla Speranzella. Ma non io la fittai proprio per noi due, per i nostri incontri amorosi. E ti varano. Dobbiamo sentir parlare. Intanto possiede tutto cose lisce, si attendono i vostri figli o voliamo. Ma io potevo mai immaginare che tu poi, io volevo andare almeno al palco, invece no, tu volevi andare in da poltrona. Ma io potevo immaginare che potevamo dire a quelle due papere con quelle cappiere che mi parevano due aeroplani. Chi pensa voleva venire? Tu già, e volevi che se li togliessero per forza. Certo che no, e avevano ragione Enrico, quello era caffè Chantal. Io non guardavo. Non è guarda. Io la ficcai in pacca. Ma li potevo fare a me, però. Io mi chiamo con lo genello. E intanto tu ti portavi in questo. E meno male che tu arrivato tutte le pulite. Fui illuminato.